Sindaco, il nuovo decreto ha ridefinito e ristretto le cose per il coronavirus. Come sta reagendo la città? Secondo me con molta responsabilità, sta capendo che bisogna evitare il contagio, è la prima cosa che dobbiamo fare. Bisogna pensare agli anziani, che sono la categoria più a rischio. Col prefetto e con le forze dell'ordine abbiamo fatto più riunioni, ne faremo una anche oggi, cercando di interpretare in maniera chiara quello che bisogna fare. Ripeto, le persone si possono muovere per motivi di lavoro, non per motivi di turismo, ma per lavoro, sì, se non si ferma l'Italia. Le merci possono tranquillamente muoversi senza nessun problema. Per quanto riguarda tutto il resto, bisogna capire che non si può fare turismo, bisogna evitare assembramenti. Sono le categorie che vanno in grossa difficoltà, tipo i bar, ristoranti, pizzerie, bisogna che chiudano alle ore 18. Lo so che è una cosa, io ho appena fatto una riunione con le categorie economiche e sono in fibrillazione perché è chiaro che è un problema molto serio, però oggi è vitale evitare il contagio. Questo deve essere prioritario, dobbiamo capirlo tutti che è fondamentale evitare il contagio. Io lo so che si parlerà un problema economico, questo è sicuro. Dopo penseremo al problema economico, però oggi è fondamentale questo. Noi per fortuna abbiamo una grande sanità, una grande protezione civile, la Regione ha reagito benissimo, lo Stato sta adempiendo al suo dovere, cioè quello di circoscrivere il problema. Io collaboro, io non ho partiti politici, io faccio il sindaco per Padova e di conseguenza bisogna fare con quello che posso. Ho votato anche la mia agenda, cerco di essere presente 24 ore su 24 per dare una mano, per essere più chiaro possibile, per dare fiducia, per dare positività. Chiaro che non è facile, tutti devono essere responsabili, ognuno fa il suo piccolo passetto e andiamo meglio tutti quanti.